Cari concittadini e care concittadine, sono il sindaco di Milano, Maria Rosa Pavanello. Siamo qui assieme alla Protezione Civile, il vice sindaco e c'è anche l'assessore Ignata che sta riprendendo. Volevo dirvi che oggi alle 17 sono arrivate i primi presidi non sanitari consegnati dalla Regione. Li abbiamo imbustati, come vedete, in sacchetti, i sacchetti che sono stati forniti, sacchetti per alimenti che sono stati forniti dalla ditta Saccardo, e sono questi, ve li inquadriamo in modo che sappiate riconoscerli. Da domani mattina alle 8:30 verranno consegnati dalla Protezione Civile, che hanno le loro divise e con le loro auto. Si partirà dalle frazioni di Vetrego e di Ballò. Ce ne sono state consegnate solo 3.000 mascherine. Sono i presidi. Sono 3.000 e domani ce ne consegneranno altri 3.000 e speriamo questa quantità per circa 10 giorni. Quindi la consegna avverrà di pari passo all'arrivo. Ricordo a tutti che sono gratuite e quindi chi magari si presenta, e speriamo che non succeda, che chiede soldi, non sono le persone abilitate alla consegna. Ricordo che siamo in emergenza e che dobbiamo stare tutti a casa. Buona serata a tutti e grazie per la collaborazione.